Allerta pioggia prorogato sino alla mezzanotte di quest'oggi. Nel Tigullio stamane grandinata in alcune località, Riva Trigoso, Chicchi Bianchi anche in spiaggia. Si lavora per aprire gli impianti a Santo Stefano d'Aveto per la giornata di domani. Esteso anche ai maggiorenni il servizio educativo offerto dalla Caritas, dal seminario e dalla parrocchia di San Giovanni Battista ai giovani seguiti dai servizi sociali del comune di Chiavari. Festa di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza, è Gesù la luce che vince le tenebre, ha sottolineato il vescovo che ha celebrato l'Eucarestia al santuario, sottolineando lo stretto legame tra Maria e suo figlio. Oggi giornata della vita consacrata, in seminario la benedizione delle candele e a seguire in cattedrale la messa presieduta dal vescovo, celebrati 3 anniversari speciali di consacrazione. Sindacati in piazza il 9 febbraio a Roma per dire no alle scelte economiche e pensionistiche del governo, previsti treni speciali e pullman anche con partenze dal Tigullio. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Tigullio oggi. Apriamo anche questa edizione del nostro notiziario occupandoci del meteo. La perturbazione che ha attraversato la Liguria in questi giorni ha generato oggi alcuni temporali, grandine e gelicidio nelle zone appenniniche, sebbene solo sul versante emiliano. Si va ora verso un lento esaurimento dei fenomeni con ancora la possibilità di deboli e locali precipitazioni. Per quanto riguarda la Val d'Aveto, oggi ha ripreso a nevicare. Si lavora per garantire l'apertura degli impianti di risalita per la giornata di domani. ARPA l'ha confermato, l'allerta meteo di colore giallo in Val d'Aveto per neve fino alla mezzanotte di quest'oggi e l'allerta giallo per pioggia per quanto riguarda il Levante Ligure e la zona costiera sempre fino alla mezzanotte di quest'oggi. Il punto nel primo servizio. Prosegue l'allerta meteo sulla Liguria. In queste ultime ore, in particolare nel pomeriggio, si sono registrate piogge con innalzamento dei livelli dei fiumi nella zona del bacino del Magra. Meno consistenti gli innalzamenti per i corsi d'acqua del Tigullio. Alcune celle temporalesche hanno interessato la zona di Genova e del Tigullio sia la scorsa notte che nel primo pomeriggio di oggi. Altre si sono formate nel tardo pomeriggio fra Imperia e Savona e altre ancora potrebbero formarsi ancora nelle prossime ore, dando origine a temporali moderati o forti fino all'esaurimento dei fenomeni previsto per le prime ore della giornata di domenica. Il Levante resta sotto l'azione dello scirocco e le temperature sono rimaste elevate per tutto l'arco della giornata. Basti pensare che attorno alle 18 si registravano 3,5 gradi a Santo Stefano d'Aveto, 8 a Borzone, 10,5 a Chiavari e 11 a Cavi. Fenomeni di gelicidio si sono registrati sul versante di Piacenza e non sui versanti appenninici liguri. Nella tarda mattinata di oggi una violenta grandinata si è registrata in alcune località del Tigullio. Al di là delle suggestive immagini della coltre bianca sulla spiaggia di Riva Trigoso, la grandine ha lasciato dietro di sé alcuni disagi. Nei pressi dell'uscita del casello autostradale di Chiavari, infatti, a causa dell'asfalto reso scivoloso dalla grandine, si sono registrati una serie di tamponamenti. Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Rapallo. Una persona è rimasta lievemente ferita. Intanto in Val d'Aveto oggi gli impianti della zona del Prato della Cipolla e del Monte Bue sono rimasti chiusi. Nel pomeriggio ha ripreso a nevicare e gli operatori sono al lavoro per garantire l'apertura per la giornata di domani. È stato rinnovato anche per il 2019 il protocollo d'intesa tra il Comune di Chiavari e 3 realtà diocesane che si occupano di offrire uno spazio educativo ai ragazzi delle famiglie seguite dai servizi sociali, la Caritas, il Seminario Vescovile e la Parrocchia di San Giovanni Battista. Novità di quest'anno l'estensione anche ai maggiorenni. Si rinnova per tutto il 2019 e amplia la fascia di età dei soggetti che usufruiscono del servizio lo spazio educativo rivolto ai giovani delle famiglie seguite dai servizi sociali del Comune di Chiavari. Iniziato nel 2014 grazie alla collaborazione di 3 realtà diocesane, la Caritas, la Parrocchia di San Giovanni Battista e il Seminario Vescovile, in questi anni il servizio ha offerto a decine di ragazzi spazi educativi importantissimi e molto apprezzati da quei nuclei familiari che sono accompagnati per necessità diverse dagli uffici sociosanitari dell'apparato comunale. I ragazzi fino alle elementari hanno come punto di riferimento il centro sociale di San Giovanni, mentre quelli delle medie e delle superiori sono ospitati nei locali del seminario. I fruitori in questi anni sono cresciuti. Con il raggiungimento della maggiore età, alcuni di loro non avrebbero più potuto frequentare questi spazi. Di qui la necessità della modifica al protocollo d'intesa. Alcuni ragazzi che avrebbero teoricamente dovuto uscire da questo servizio perché hanno compiuto i 18 anni,
ma che non hanno ancora terminato il loro percorso educativo, hanno chiesto di poter continuare a frequentare questo spazio. Ci è sembrata una cosa assolutamente positiva, quindi abbiamo risposto immediatamente da parte nostra di sì, e quindi il servizio in questo modo cresce, si è ampliato. Un servizio che viene realizzato grazie all'impegno degli animatori e ai volontari della parrocchia di San Giovanni Battista, della Caritas e dei seminaristi, e che vede in campo anche gli operatori del gruppo Tassano del villaggio del ragazzo. Oltre a questi ultimi, il Comune da parte sua offre la copertura assicurativa già attiva per i ragazzi in quanto seguiti dai servizi sociali e si occupa della sorveglianza dei locali. Esempio di una collaborazione tra diverse realtà che si sta cercando di rafforzare, rispondendo così in maniera trasversale ai bisogni di assistenza che, pur cambiando nel tempo, restano prioritari. È un po' ciò che chiede il nuovo regolamento del terzo settore. Mettendo insieme tutte le associazioni che si occupano di bisogni della famiglia, abbiamo trovato questa grande utilità di poter assistere le famiglie attraverso associazioni diverse. È un lavoro che stiamo facendo ormai da un po' di tempo e che è carico di sviluppi, secondo me. È stata celebrata oggi la festa di Nostra Signora dell'Olivo, patrona della parrocchia di Bacezza a Chiavari. La Santa Messa del mattino, celebrata nella cripta del santuario, è stata presieduta da Monsignor Tanasini, che ha sottolineato lo stretto legame che viene sancito tra Maria e suo figlio nel brano evangelico della presentazione di Gesù al Tempio. Se noi davvero ci affidiamo alla sua parola, se noi ci affidiamo al suo amore, se noi guardiamo a Lui, siamo nella luce. È Gesù la luce che vince le tenebre ed è Maria, sua madre, che offre questa luce e se stessa al mondo in un legame indissolubile. È la festa della presentazione di Gesù al Tempio, la sua prima manifestazione al mondo, la festa della luce, tradizionalmente chiamata la Candelora, ad accompagnare la solennità di Nostra Signora dell'Olivo nella parrocchia di Bacezza a Chiavari. A presiedere la celebrazione eucaristica al santuario il vescovo, che ha richiamato il profondo legame che esiste tra Maria e il suo figlio, il quale è luce che illumina le tenebre e a cui ciascun credente si deve affidare per vincere le difficoltà, le paure e per vivere una vita piena. Una vita che ha senso, una vita che si riempie di amore, si riempie di speranza, di quella carità che ci consente di guardare i fratelli non come nemici o come avversari, ma come coloro che ci sono stati dati come compagni di viaggio. Ad aprire la Santa Messa, celebrata nella cripta del santuario sotto l'icona di Nostra Signora dell'Olivo, l'accensione e la benedizione delle candele. Un richiamo di Monsignor Tanasini è andato anche alla festa della vita consacrata che si celebra sempre oggi. E poi lo sguardo è tornato su Maria, che portando Gesù al Tempio incontra il vecchio Simeone e la profetessa Anna, che riconoscono in suo figlio il Messia tanto atteso. La profezia diventa un sigillo sulla stretto rapporto tra Maria e Gesù. Tu ne segui il destino, tu partecipi del suo destino, tu Maria. Non puoi essere staccata da Lui. Tu devi prendere in mano la tua vita per offrirla con Lui. Tu parteciperai della sua opera di salvezza. Come la prima dei credenti, come la madre dei credenti. E nel percorso domenicale di Telepace attraverso le comunità parrocchiali della diocesi torneremo al santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza. La chiesa infatti è intitolata, oltre che a Santa Maria, anche a San Biagio, la cui memoria liturgica ricorre proprio domani. Secondo tradizione il santo è venerato come protettore della gola. Al termine della liturgia il celebrante benedice la gola dei fedeli con 2 candele e in questa occasione viene distribuito il grano benedetto. Il rito potrà essere seguito in diretta domani mattina a partire dalle 9. Telepace entrerà a contatto con questa realtà parrocchiale e con le sue tradizioni, nello spirito di servizio dell'emittente diocesana. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica 3 febbraio la Santa Messa sarà trasmessa dunque in diretta alle 9 dal santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza, su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace HD al canale 515 e in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218.
I consacrati ci insegnano la fedeltà, la dedizione, l'importanza della preghiera e l'esemplarità mariana. A dirlo oggi il Vescovo, celebrando in cattedrale la messa in occasione della giornata della vita consacrata. 3 i giubilei di professione celebrati quest'anno. Quando camminano per le strade del mondo lasciano un'impronta profonda, quella del dono di se stessi per gli altri. Riflette così il Vescovo nella messa in cattedrale, affrontando il tema della vita consacrata, quella di coloro che si sono offerti al Signore attraverso i voti per i fratelli. Non si ritirano in lontananza, sottolinea Monsignor Tanasini, ma vivono in mezzo alle persone e a loro si dedicano. Oggi, ha spiegato, occorre guardare i consacrati perché ci insegnano la fedeltà, la dedizione, l'importanza del pregare e l'esemplarità mariana. Allora nessun distacco tra i consacrati e il popolo di Dio, ma profonda unione, profondo aiuto reciproco, profonda attenzione. Per questo oggi ringraziamo il Signore di averci dato nella Chiesa questo dono. Numerosi i religiosi, le religiose e i consacrati laici che hanno partecipato alla celebrazione odierna. Dopo un primo momento di preghiera nella cappella del seminario si è svolta la processione sino alla cattedrale. Quest'anno sono stati ricordati 3 giubilei, i 60 anni di professione della Giannellina suora Enrica Gatti, i 50 anni della suora somasca Daniela Bonacina e i 25 di suor Maria Cutti Varchei Calidail delle suore di Santa Marta. È una gioia immensa perché il tesoro che è nascosto piano piano scopro ogni giorno di più. È la gioia perché nel Vangelo dice comprare col tesoro, no? È nascosto, però la gioia sempre crescente e vale la pena vivere per Gesù. Come è nata la sua vocazione? Avevo tanto desiderio di servire i poveri, i bambini, anziani. Lei di dove è originaria? Che è India, Kerala. Io non sono nata dicendo mi farò suora, mi sono accorta più tardi, verso 14 anni, dopo una piccola sofferenza che è mancato il papà, dopo 4-5 anni, aiutata da un sacerdote, sono riuscita a decidermi e adesso posso ringraziare il Signore che nonostante tutto i disagi che si è avuto, sono arrivati fino qua. L'Istituto Gaslini ha celebrato il 25° compleanno del servizio di trasporto neonatale STEN, con un convegno dedicato alla presentazione della nuova scuola di alta formazione per il trasporto neonatale del Gaslini. Si tratta della prima ed unica iniziativa italiana di questo tipo, frutto della 20ennale esperienza maturata dal personale dell'Istituto. Il servizio è da 25 anni un anello fondamentale per le cure neonatali. Il suo scopo è trasferire i bambini che hanno bisogno di cure intensive di terzo livello all'unico centro di terzo livello della Liguria, che è appunto l'ospedale Gaslini. Il compleanno è iniziato con l'inaugurazione di una nuova incubatrice da trasporto neonatale recentemente acquistata, realizzata secondo i più recenti standard di qualità e sicurezza. Mercoledì poi ci sarà un altro momento di festa, i Vigili del Fuoco con il loro elicottero che dal 1995 collaborano con lo STEN, alle 10 del mattino atterreranno sull'elisuperficie del Gaslini e prenderanno a bordo i bambini per effettuare qualche minuto di volo sopra l'istituto. Una società accogliente che non ha paura del diverso è il desiderio di tante persone che oggi in tutta Italia sono scese in piazza per far sentire la propria voce contro alcune scelte giudicate inumane e contro il quotidiano sfoggio di barbarie, crudeltà e intolleranza. Siamo andati a vedere com'è andata questa mobilitazione a Chiavari. Quali sono gli aspetti ai quali si vuole dare attenzione e sensibilità? Sicuramente l'aspetto della comunità che accoglie ed è attenta non soltanto ai migranti ma direi a tutti i cittadini, e questa differenza tra noi e gli altri, tra noi e voi non ci appartiene e quindi è una risposta solidale, una risposta trasversale direi a questo sentimento di paura che ci vuole tutti in casa, chiusi e impauriti rispetto agli altri. Qui ci sono un po' tutti i rappresentanti delle varie associazioni, quindi del mondo sociale e civile di Chiavari. Sì, è stato molto bello perché in pochissimo tempo con un tam tam sui social o su insomma gli strumenti che si usano ormai abitualmente siamo riusciti a collegarci come organizzazioni ma anche come tanti cittadini che si sono uniti, per cui non soltanto Zuccheramaro ma il Tè delle Donne del Mondo, l'associazione Verità e Giustizia per Giulio
Giulio Regeni, il Tigullio non dimentica, il bandolo, se non ora quando, e poi veramente vedendo le facce delle persone direi tutto il mondo organizzato e che ci tiene alla propria città è qua oggi. È un segno forte, non capitava da anni avere una manifestazione di questo tipo. Che segno è dei tempi che viviamo? Da una parte un segno molto brutto, perché vuol dire che il cammino che stiamo facendo, la deriva che si sta prendendo a livello politico, a livello sociale, a livello di comunicazione è davvero quasi come se fosse senza ritorno. Dall'altra invece è un simbolo di una comunità e di una città che crede ancora che si può essere uniti, che si può ragionare insieme e lo si può fare anche in piazza, non soltanto in piazza, non soltanto sotto la pioggia, ma in tutti gli spazi che ha senso preservare e ha senso coltivare. La mareggiata di fine ottobre ha reso necessario a Santa Margherita Ligure ritoccare verso l'alto le tariffe per gli ormeggi rimasti agibili in porto. Questo per consentire a utenti e armatori di usufruire dello stesso standard qualitativo dei servizi che ci hanno permesso di ottenere e mantenere il riconoscimento di Marina Resort, ha spiegato l'assessore al bilancio Valerio Costa. Nello specifico sono state modificate le tariffe di alta stagione per le imbarcazioni in transito superiori ai 10 metri, mantenendo comunque la progressività in rapporto alle dimensioni delle imbarcazioni. Si parla di aumenti compresi fra 50 centesimi di euro e 4,5 € al giorno a metro. La Giunta ha anche deciso di non applicare, limitatamente al 2019, la tariffa per coloro che affittano il posto barca per 6 mesi consecutivi, in modo da incentivare l'affitto del posto barca per 9 o 12 mesi consecutivi. Tutte le altre tariffe sono rimaste invariate. No alla legge finanziaria, no al superamento della legge Fornero solo con quota 100. Sono questi alcuni dei punti delle politiche recenti del governo contestati dai sindacati confederali. CGIL, CISL e UIL hanno organizzato per sabato 9 febbraio una manifestazione nazionale. Pullman e treni speciali saranno organizzati anche dal Tigullio. Sentiamo. Cosa chiedete al governo? Noi chiediamo al governo prima di tutto di essere ascoltati, quindi di accettare un confronto che da mesi chiediamo. E in secondo luogo chiediamo di modificare profondamente questa finanziaria che non risolve i problemi del Paese. Per noi il problema principale è la mancanza di lavoro. Il lavoro crea sviluppo, crea occupazione, combatte la povertà veramente. Anche sul versante pensionistico non basta la quota 100, che è una quota 100 condizionata, esclude gente che avendo lavorato più di 38 anni non può comunque andare in pensione. È un primo passo importante, un'opportunità in più, però non è risolutivo della necessità di riformare la legge Fornero e consentire a chi ha lavorato più di 40 anni, 41 anni di poter andare in pensione tranquillamente in qualsiasi momento della vita. La manifestazione sarà partecipata dagli aderenti e dagli iscritti simpatizzanti delle 3 confederazioni sindacali. Per quanto riguarda il nostro territorio, quali sono le ricadute che a vostro giudizio sono peggiori rispetto a questa legge finanziaria? Beh, sicuramente ci sarebbe da spaziare, ci sarebbe parlare per delle ore, però credo che l'occupazione, la centralità del lavoro sia veramente la priorità della nostra regione e soprattutto del Tigullio. Poi spazierei anche per quello che riguarda le infrastrutture, i problemi legati al dissesto idrogeologico, quindi andare veramente a intercettare risorse importanti per favorire anche occupazione attraverso la messa in sicurezza del nostro territorio. Diciamo che questa mobilitazione spazia veramente su tutti i temi, su tutte le esigenze rivolte ai lavoratori, ai cittadini e ai pensionati. Praticamente con una piattaforma unitaria CGIL, CISL e UIL hanno lavorato a 360 gradi per provare a rilanciare la nostra regione e soprattutto il nostro paese. Come partecipare? Come partecipare abbiamo pensato di portare, fra virgolette, la gente a Roma con pullman e treni speciali. Chiaramente l'invito è quello di chiamare le rispettive camere sindacali di CGIL, CISL e UIL per avere tutti i dettagli.
Favorire l'allattamento al seno in uno spazio dedicato e confortevole sono i presupposti alla base dell'avvio del nuovo circuito dei punti latte all'interno delle sedi della ASL 3 genovese. In ciascun punto vi sono arredi dedicati come poltroncine e fasciatoio e si potranno trovare informazioni e consigli utili. Tra i vari distretti della ASL 3 c'è anche quello di Recco, qui il punto latte è situato nell'ex ospedale di Sant'Antonio in via Bianchi 1. In occasione della giornata mondiale per la lotta contro il cancro, una notizia che trovate anche sul sito teleradiopace.com, lunedì sarà possibile contattare telefonicamente il dottor Manlio Mencoboni, direttore dell'oncologia dell'ospedale Villa Scassi di Genova. Il servizio è messo a disposizione dall'ASL 3 genovese. Si può telefonare dalle 9.30 alle 14.30 del giorno 4 febbraio al numero 010 84 92 639. Il dottor Manlio Mencoboni fornirà informazioni su diagnosi, prevenzione e percorsi terapeutici. Trovate il numero appunto sul nostro sito internet teleradiopace.com. E ora parliamo del brano della canzone Solo un bacio, scritta dal cantautore genovese Sandro Giacobbe, il cui testo è stato ispirato all'evento tragico del crollo del ponte Morandi. Tutti i proventi discografici saranno destinati ai familiari delle vittime del crollo del ponte. Come nasce questa canzone, Solo un bacio? Ma è nata a seguito di tutto quello che è successo dopo la tragedia del ponte Morandi. Io quel giorno ero in Calabria, sono venuto a conoscenza di tutto quello che era successo, immagini tremende, e poi piano piano gli stati d'animo, tutto quello che è successo mi hanno portato a scrivere questa canzone, che è nata così, è nata proprio come un film, come due protagonisti che vivono la loro vita normalissima. Un giorno di questi, normalissimo, lui va al lavoro, lei rimane a casa, fa le cose che deve fare, fino a che sopraggiunge questa notizia che è successo qualcosa. E quindi io mi sono soffermato molto su questo, sulla fatalità, sul destino, su un minuto in più o in meno di come ti può cambiare la vita. In questo caso l'intenzione, l'obiettivo è quello di comunque aiutare chi in questo tragico evento ha perso dei familiari. Sì, abbiamo cominciato il 24 agosto, se ricorderai, con la partita qua di Chiavari. Io voglio continuare perché ho conosciuto le famiglie, ho conosciuto queste mamme, ho conosciuto attraverso loro anche questi bambini, e la mia vita va avanti proprio col pensiero di aiutarli. Quindi tutti i proventi discografici e un paio di concerti che poi da qui a 2 mesi decideremo dove fare, se a Genova o in Liguria, da qualche parte, andranno a favore sempre di questi bambini. Adesso non scoprire tutto il resto. La casa allargata è il progetto di assistenza domiciliare per famiglie e anziani che le Suore della Carità dell'Assunzione realizzano nelle periferie delle grandi città italiane. Per sostenerlo, venerdì 8 febbraio alle 12.30 a Lavagna, nei locali della scuola alberghiera, si terrà un pranzo di solidarietà organizzato dai sostenitori di AVSI, Associazione Volontari per il Servizio Internazionale. Le pietanze saranno preparate dagli allievi della scuola e dai loro insegnanti. Per prenotazioni 339 1250 768 oppure 340 58 60 622. Anche in questo caso trovate i numeri di telefono di riferimento sul nostro sito internet teleradiopace.com. Ora sfogliamo insieme l'agenda di Telepace. Appuntamenti in agenda per domenica 3 febbraio. Alle 9, con ritrovo dalla chiesa di San Rocco di Camogli, escursione lungo il Sentiero dei Tubi, l'antico tracciato dell'acquedotto. Benedetto Mortola leggerà alcune poesie in dialetto genovese.
Alle 15 al Musel di Sestri Levante laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni dal titolo Come fila il tempo, una sorta di viaggio nel tempo tra reperti archeologici, prove da superare e un telaio da costruire. Alle 17 al Teatro Sociale di Camogli la compagnia I Sacchi di Sabbia porterà in scena I Quattro Moschettieri in America, radiodramma animato da un'idea di Giovanni Guerrieri e Rodolfo Sacchettini. Come stai? Dare voce agli operatori è il tema che animerà il confronto tra il vescovo diocesano e il personale sanitario della diocesi. L'inizio alle 17:30 al Conservatorio Amare delle Suore Giannelline in Corso Colombo a Chiavari. Seguirà un rinfresco. Appuntamenti in agenda per lunedì 4 febbraio. Per i corsi di cultura di Chiavari alle 16 nella sala livellare di Via del Pino, Francesco Brunetti terrà una lezione di scrittura creativa dal titolo Gioco, moda, terapia. E infine alle 16 nei locali di Villa Quairolo di Rapallo nuovo incontro dell'Accademia Culturale. Dino Cofrancesco parlerà di L'Europa prima dell'Europa, l'Europa romana. Prima di chiudere uno sguardo ai risultati sportivi della giornata, in particolare parliamo di pallanuoto, iniziamo dalla Serie 1 maschile, la Prorecco ha battuto Roma per 14-4, in Serie 1 femminile Bogliasco-Rapallo è terminata per 6-7, in Serie 2 maschile vittoria del Lavagna 90 in trasferta contro Bologna, Lavagna 90 scusate, è terminato 5-10, in Serie B maschile per quanto riguarda il girone 1, Chiavari Nuoto Arenzano è terminata 7-11. Concludiamo questa edizione di Tigullio Oggi, vi ricordo che la nostra informazione ritorna con la prima edizione dei nostri notiziari lunedì mattina alle 7:30. Trovate le notizie sempre aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata e buona domenica a tutti.